siete capaci a dipingere, a giocare, a inventare o magari a suonare qualcosa? C'è un'armonica, adesso suona questa armonica. Così, molto bene, mettiamo così una corda simbolica che si annoda sempre perché non siamo dei maghi veri. Ecco qua, così, molto bene, allarghiamo. Vieni pure. Ok, vieni qua. Vieni, lascia pure, vieni, salta la corda. Bravissimo, lascia pure la corda, vieni qua, vieni. Piccolo, come ti chiami? Camillo? No, non ti chiami Camillo, no, ho mischiato. Allora, fa così. La magia fa così. Tutti assieme, alza le braccia al cielo e raccogli il mondo intero. Prendi per mano chi col cuore sa sognare davvero. Guarda lontano il sole, se con i raggi tocca un fiore, rimane rigida. Ma se io esco da questo spazio, la corda ridiventa molle. Guardate, rifacciamo, dovete fissarla, fissate questa corda, fissatela tutti, fissatela. Questo è uno spazio magico. Se io esco da questo spazio magico, la corda invece finisce. Proviamo ancora una volta, dai, fissate, ma dovete fissarla bene, tutti fissatela, non dovete staccare gli occhi, dovete fissarla. Fissiate, ok? Uno spazio magico. Io esco, ho delle carte normali, fanno dei giochi con le carte. Noi facciamo anche un gioco, però mi deve aiutare perché io non sono un mago vero e quindi io mi riservo. Io faccio scorrere le carte, così tu mi dici basta, quando vuoi basta io ti faccio prendere una carta. Basta? Allora a questo punto io prendo così, prendi una carta, questo foulard, pensi e gli proietti la carta che hai visto, che hai preso, guardala bene, devi proiettarla tutta, bene. Fatto? Tutti i semi, quelli blu, verdi, giallo, rossi, marroni, tutti. Ok, allora tieni in mano questo foulard. Lo mettiamo dentro il nostro sacco magico, mettilo dentro, ok? Poi dobbiamo dire la magia, meglio fa, prendi magia, dona magia, e ridona magia. Tira fuori questo, il tuo foulard, apri il tuo don diro don da. Bacia una mano e poi buttala al vento, lei vola lontano, tu sorridi un momento e poi chiudi gli occhi per almeno 3 volte, questo riserva per avere buona sorte. E suonare le campane sempre più forte, per i colori farli arrivare. Siete pronti? Din don era, don dir don da. Siamo sicuri che questo è magico? Dove l'hai preso? Dove l'hai comprato? Non vorrei, io non metto in dubbio il valore del materiale di questa, ricopriamo. Magari non era doppio, non ha funzionato, o magari sono i guanti che non vanno bene. Togliamoci il guanto. Sì, secondo me i guanti non sono dei veri guanti magici. Non riesco a togliere, mi dai una mano. Si era incassato il guanto. C'è anche la bandiera della pace, ragazzi. Dovete essere grintoso, ragazzo, non ti porta a casa tutto sbagliato, no?
devi guardare, guarda di lì, c'è una macchina, guarda di là perché le macchine vanno da tutte le due parti, vanno avanti e indietro, che vanno a lavorare e tornano indietro. Guarda di lì, ok? Guardi di là, c'è la macchina, hai guardato? Sicuro? Guarda di lì, ok? Guarda di lì. Ma perché vuoi dire? Stefano e Noah, un applauso, che compiono gli anni. Dove sono Stefano e Noah? Allora vieni su. Ah, non era un messaggio d'amore. Molto bene. Ma grande, ma quanti anni fai? Con tanti personaggi si può fare. Poi questo prete si è fatto carriera, camminare sarà in primavera. Se desideri conquistare il mondo, coi capelli degli amici che ti sono attorno. I personaggi sono tanti per girare sulla testa del tuo mondo che ti fa ballare. In Spagna c'è un toro e c'è anche un torero, con il drappo rosso forte spaniero. Ed ecco che arriva la festa Arlecchino, scherzoso e anche un po' birichino. Di Londra ci sono campanile, il Big Ben che si fa sentire. Se vedi un bel tipo con tante ragazze, Casanova e di lui sono pazze. Pirata che ha perso il braccino, avete capito, è capitano. Se desideri conquistare il mondo, coi capelli degli amici che ti sono attorno. I personaggi sono tanti per girare sulla testa del tuo mondo che ti fa ballare. Nella chiesa in silenzio c'è una brava signora, senza dubbio in preghiera è una suora. Andiamo in Giappone da un bel samurai, quando colpisce dice sempre banzai. Poi di vicino c'è un cinesino, mangia il riso con il suo bastoncino. Dopo cinese, Napoleone, col cavallo bianco un patronzone. Elisabetta guarda fuori dalla lussuosa stanzetta. Se desideri conquistare il mondo, col cappello degli amici che ti sono attorno, i personaggi. C'è un gattino al di sopra del vino, non è vero, adesso arriva il pompiere. Nella piazza più rossa di San Pietroburgo c'è un russo che balla sul turbo. Sulla riva del Nilo è una gran signorina, Cleopatra, potente regina.
accanto, nella vita, nel mondo dove ci sei tu. E non sognare, lascia stare anche il ricordo, abbandona il tuo pensiero per staccarlo dal tuo mondo. Sarà vuoto il più presente, un passaggio nella mente di una corda tesa dritta la tua strada, la tua vita. Il tuo equilibrio è sostenuto dal silenzio, lui non correva su quel filo, sei in mezzo all'esercizio, con il cuore sei riuscito a sconfiggere la paura, il tuo passare che una goccia di rugiada